Ci troviamo a Casaleone in provincia di Verona, nell'abitazione di Raimondo Lorenzetti. La sua pittura dal grande potere comunicativo suscita l'interesse di Vittorio Sgarbi negli anni 2000. Siamo a Santa Maria della Scala e facciamo un percorso appassionante in una storia che esiste rispetto alla società, ma che forse è una storia sbagliata, perché è la storia di persone che sono state considerate anormali e hanno prodotto invece immagini e sogni che erano assolutamente normali nell'uomo, cioè erano dentro l'uomo, erano nella possibilità di espressione che la mente umana ha mostrato nel corso di molti secoli. La sua pittura, di buon spessore espressivo, nasce da una profonda sofferenza interiore che tenta di superare traducendo sulla tela le proprie angosce ed incertezze. È vero, perché avevo un'infanzia un po' triste e allora tutte quelle cose che ho dentro le trasmetto nei miei quadri della vita di ogni giorno. Nel 2011 ha l'onore di partecipare alla Biennale di Venezia. Tuttavia, le sue opere sono presenti in molte gallerie italiane. Al Mar di Rovereto e in più al Museo della Follia a Matera. Con Vittorio Sgarbi. Con Vittorio Sgarbi, sì. Per quello che rimane comunque con la denominazione stabile non dimostra, già la feci a Siena, Arte, Genio e Follia, da cui questa è determinata, ma Museo della Follia, come dire che un giorno troverà una sede stabile. La seconda parte, che è un'antologia, rappresenta quello che gli artisti, in senso volontario, il Kunstwollen dell'artista, persone che vogliono essere artisti, devono alla follia. Ovviamente da Van Gogh a Ligabue, ma qui abbiamo Raimondo Lorenzetti.